Donaldo, abbiamo visto la gioia negli occhi dei bambini e anche dei grandi. Che importanza può avere questa giornata e l'avvicinarsi della Settimana Santa? È una giornata importante perché commemoriamo proprio l'entrata di Gesù a Gerusalemme con festa, la gente l'ha acclamato con festa, con il ramoscello d'olivo, simbolo della pace, come stiamo facendo noi questa mattina, proprio è una commemorazione quello che facciamo. E oggi appunto, come stesso dicevi, inizia la Settimana Santa, infatti oggi leggiamo anche il Passio, ci introduce alla grande settimana della passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. È stato molto emozionante la benedizione delle palme, Donaldo, anche per lei forse. Sì, perché dopo 2 anni di pandemia, di stato di emergenza, di chiusura totale anche per le processioni, eccetera, è stato rivivere quello che abbiamo vissuto anni addietro e devo dire che c'è una grande e massiccia partecipazione. È sempre stato così, ma forse quest'anno mi accorgo un po' di più, forse perché siamo un po' tutti stanchi e voglia di incontrarci e voglia di stare insieme e voglia anche di vivere queste tradizioni e questi momenti belli che ci introducono. Anche l'anno scorso abbiamo fatto la benedizione delle palme, però siamo stati fermi, ecco perché non potevamo fare nessuna processione, non potevamo fare niente, però quest'anno credo che la grande e massiccia partecipazione ci fa sperare bene e dobbiamo essere sempre cristiani di speranza, non disperati, ma di speranza perché siamo chiamati a portare questo. Guarda, è molto bello, questo sole, questo cielo azzurro dicono che forse veramente è Pasqua. A breve festeggeremo la vita, innanzitutto la vita del risorto, di colui che è morto per amore e per amore risorge. E questa vita adesso è nel nostro cuore, è nel nostro spirito, quindi viviamo da vivi, viviamo da speranzosi, con la gioia nel cuore perché il nostro Dio, il nostro Cristo è un Cristo che ha vinto la morte e ha vinto la sofferenza. Allora, buona Pasqua a tutti, buon inizio di Settimana Santa. Che importanza può avere questa Settimana Santa? Questa Settimana Santa innanzitutto ha un'importanza legata alle dinamiche sociopolitiche che ci sono in Europa e nel mondo e deve essere una settimana di pace, di concordia, perché questo mondo, a partire dai nostri cuori, dalle nostre famiglie fino ai nostri confini dell'Europa, ha bisogno di questa pace e la pace ce la può dare veramente solo il Signore e il dialogo, lo stare insieme per trovare insieme una strada nuova dove tutti possono vivere nella serenità e nella concordia. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi tuoi fedeli che seguiamo esultanti Cristo Signore Dio, gloria a te, insieme, Osanna, Osanna, Osanna tantissimo, Osanna, Osanna, Osanna tantissimo, ringraziamo il tuo nome. Esaltiamo, Signore.